Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Anche oggi faremo una meditazione sulla stella di Davide, dove costruiremo dentro di noi un posto meraviglioso dove poter andare a rifugiarsi nei momenti un pochettino così dove abbiamo bisogno di energia e di forza. Quindi faremo questa meditazione che tratterà della stella di Davide col petalo di rosa. Però prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garden del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove a lunedì sera in Telegram alle 20:30 abbiamo dei corsi di esoterismo. Bene, iniziamo questa bellissima meditazione sulla stella di Davide, che vi ricordo è collegata ad altre meditazioni della stella di Davide, dove li potrete trovare sempre nel canale del vostro Marietto Veneziano in piccole pillole che il vostro Marietto divulga. Quindi mettetevi comodi in un posto tranquillo in casa, su una poltrona, su un divano, su un letto, e mettetevi anche magari un vestito tipo pigiama o training, in modo da essere comodi e non essere stretti sull'addome. Questa meditazione in ogni caso potreste farla anche sul posto di lavoro, basta che sia un posto tranquillo e nessuno vi disturbi. Bene, sedetevi bene e incominciate a inspirare. Prendete coscienza dei vostri sensi, riconoscete le vostre papille gustative passando la lingua sopra i denti superiori e quelli in basso. Permettete al profumo della vostra stanza di penetrare il vostro essere. Quali suoni penetrano la tua coscienza? Cosa toccano le tue dita? Dove si focalizzano i tuoi occhi? Chiudete gli occhi. Lasciate che i pensieri scorrano gentilmente senza forzarli e senza incoraggiarli a forzarli. E voi siete in questo momento al sicuro. Con gli occhi chiusi visualizzate un prato meraviglioso a forma di enorme stella di Davide, a 6 lati. In questo momento voi state camminando sull'erba. Una brezza si solleva dalla terra. Quindi voi vi trovate leggermente su un enorme petalo di rosa, visualizzatelo con qualsiasi colore che voi volete. Sentite la sua morbidezza e gentilezza. La brezza innalza leggermente il petalo e tu avverti la sensazione di vita interiore. Il suo rapporto simbiotico con la natura, sentite il suo potere crescere dentro di voi. E notate il potere di svilupparsi, crescere e maturare spiritualmente. Identificatevi in questo momento con quel fiore. Voi siete il fiore dentro questo bellissimo prato a forma di stella di Davide. Bene cari amici, questa piccola pillola vi serve per iniziare la giornata, per ricaricarvi a livello energetico, e immaginatevi di fondervi dentro questo bellissimo petalo di rosa. Il colore della rosa potete sceglierlo voi. Qui il vostro Marietto ha finito questa piccola meditazione. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di iscrivervi chiaramente al canale di The Garden del vostro Marietto Veneziano e di cercare le pillole allegate e collegate a questa meditazione nel canale del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!